Ed eccoci qua, amici telespettatori, state per conoscere praticamente un tipo davvero strano. Mi trovo a Mazara del Vallo, qui alla zona del porto, e appunto sono venuto qui perché ho avuto una segnalazione di un tipo davvero strano. Salve! Salve. Come si chiama lei? Bertolino Giuseppe. Giuseppe. Mi scusi, signor Giuseppe, quanti anni ha? Io 64 anni. 64 anni. E lei praticamente si definisce proprio un tipo strano. Signor A me Gianni, lo- Aquilano sono io, Aquilano sono. Aquilano, cioè che significa Aquilano? Ce lo spieghi? Signor, il mio paese là, è di Aquila sono. Ah, lei praticamente non è siciliano proprio. No, qua sono residenza. Solo di residenza. E lei praticamente com'è che ha deciso di diventare un tipo strano? Innanzitutto lei è sempre stato strano oppure ha da poco che è diventato strano? Sì, non volendo, quando aveva 8-10 anni, 15 anni, Sì. me ne sono venuto qua a ammazzare con mio padre e mia mamma. Quindi lei è praticamente già un mese che è strano. Sì, sì, sì. E però il mio paese è Aquilano. Da quanto tempo è che vive qui a Mazara del Vallo? A mettere 50 anni. Cioè 50 anni? 50, sì. Lei ne ha 64, quindi da 14 anni praticamente che Sì, lei oh. è residente qui a Mazara Sì. del Vallo. Sì. Questa è la sua motoape, sì? Sì. Mhm. Lei praticamente che cos'è che fa di strano? Commerciante di pedane e casce faccio io. Ho capito. Lei è single? Sì, solo. Da solo? Con mia mamma e mio Mi papà. hanno detto che lei praticamente fa delle mosse particolari, non so. Sì, lo so. Sa fare delle mosse Deve speciali. capire una cosa. A Roma mi hanno venuto a fare film e ho già potuto dire. A Mazzara volevo fare film, non ci Addirittura? niente. Cioè lo volevano scritturare praticamente lei. Però era sempre per onore di mia mamma. Ah, certo, sembra giusto. Perché infatti ho motori all'ospedale, capivi? Certo. Questo non può. Va bene, allora, signor Giuseppe, si chiama Giuseppe, sì? Sì. Allora ci fa vedere qualcosa che lei sa fare, non so, eh? Ma che devo fare? Non so, qualche mossa speciale, mossa speciale, qualche no. cosa particolare. Particolare che senso? Io così, non mi vero, invece se non tutto differentemente, potevo fare altre cose. Cioè, ma lei si immagini che qui fosse un set, si immagini che questo fosse un set, giusto? Sì. Che i telespettatori che la stanno guardando è il pubblico. Il pubblico, Lei sta vabbè. facendo il suo provino di tipo strano, ok? Ora io mi allontano e la lascio da solo e lei faccia la qualsiasi cosa, quello che le va in mente di fare, ok? Guardate, amici telespettatori. Dove sei? Di Mazzara. Di Mazzara? Quanti anni c'hai? 36. La testa dove? Sai che Che aspettare l'arresto. L'arresto. Non si deve fare niente, eh? All right? Anche se, Lo porti nella volante. Lo porti nella volante. Nella volante. Lo arresti e lo porti nella volante. Sì, anche. Vedete, amici telespettatori, il signor Giuseppe sta facendo una parte di un poliziotto, ha appena arrestato un delinquente e lo sta portando nella sua volante. Perfetto, signor Giuseppe. Lei ha appena arrestato un delinquente, giusto? Ora che cosa deve fare? Lo deve portare dove? In centrale? Certamente. E quindi praticamente che cosa deve fare? Deve mettersi al volante della sua auto di ordinanza e andare in centrale, giusto? certo. Va bene, allora noi la seguiamo, dai. All right. Accende il bar. Mi scusi, ma il delinquente non è ammanettato, mi scusi, come fa? Lo devi ammanettare. Le mani così deve essere, alle ordini? Perfetto. Ora lei lo deve prendere, metterlo nella sua macchina di ordinanza, mettersi al volante e andare in centrale, ok? Ma lui prende... Prende, lo prende. Mi scusi, ma di solito i poliziotti non è che fanno mettere i delinquenti a fianco, lo deve mettere dietro, giusto? Lo faccio accomodare dietro, lo faccio accomodare dietro, lo faccio accomodare dietro.
Vedete amici telespettatori, il delinquente si sta accomodando nella macchina di ordinanza, vedete voi, il signor Giuseppe ha appena arrestato qui un delinquente, non lo tratti male se non la denunzia, Accenda il ballo, accenda il ballo. Amici telespettatori, avete visto? Abbiamo conosciuto davvero un tipo strano. Ci ha fatto la parte praticamente del poliziotto che ha appena arrestato un delinquente che ha portato nella sua macchina di ordinanza. Che dire più di questo? Non dico altro, fate voi. Ok? A dopo telespettatori.